Buongiorno a tutti, sono Di Pieri Martina, lavoro presso la Direzione Prevenzione e Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione del Veneto. Mi occupo di tutto quello che riguarda la promozione della salute e la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. La Regione del Veneto da sempre cerca di seguire la sua popolazione, soprattutto per quello che riguarda la promozione degli stili di vita salutari, seguendoli dall'epoca del concepimento fino a seguirlo in tutte le tappe importanti della vita, fino ad accompagnare le persone a quello che intendiamo come invecchiamento attivo, il più possibile anche in autonomia. La Regione del Veneto, nei suoi vari piani regionali di prevenzione, ha cercato di portare avanti proprio questa missione, che è quella di aiutare il più possibile le persone a mantenersi in modalità attiva, proprio per cercare di mantenere il più possibile quello che è il benessere psicofisico della persona. In particolare, con l'ultimo piano regionale di prevenzione 2020-2025, la Regione del Veneto ha recepito quelle che sono le direttive del Ministero della Salute, con le quali hanno voluto in questo quinquennio implementare quelle che sono le strategie politiche nei vari contesti di vita delle persone, in modo tale che diventino dei luoghi favorenti la salute. Cosa significa questo? Significa che ogni regione è chiamata in questo quinquennio a lavorare con le proprie aziende ULSS nel creare questi luoghi il più possibile favorevoli alla scelta di comportamenti salutari per quanto riguarda la popolazione. Cosa significa? Che i comuni, le scuole, i luoghi di lavoro si impegnano a implementare delle azioni, ad implementare delle strategie proprio atte a fare in modo che le persone che li vivono siano in grado di poter scegliere per la propria salute, per il proprio benessere. Ecco, questo ad esempio è il contesto anche della scuola, in cui diventa fondamentale che la scuola si impegni proprio ad applicare e a attuare delle politiche favorenti in tutti coloro che vivono il contesto scolastico, quindi non solo gli studenti ma anche il personale docente, il personale non docente, le famiglie, delle strategie organizzative e strutturali proprio mirate a agevolare nelle persone delle scelte di salute per il proprio benessere. Per quanto riguarda ad esempio uno dei comportamenti a rischio per la salute delle persone, riguarda proprio una scorretta alimentazione. Ecco che la parte nutrizionale diventa fondamentale nei messaggi che la Regione vuole inviare alla popolazione, proprio per far sì che ciascuno prenda consapevolezza di quanto importante sia un'alimentazione sana ed equilibrata secondo il modello mediterraneo e che sia poi il più possibile implementata e portata più spesso nelle nostre tavole. La Regione nei vari piani precedenti ha sempre portato avanti il programma per una sana e corretta alimentazione. In particolare con quest'ultimo piano l'aspetto nutrizionale è stato appositamente pensato su più programmi diversi, proprio per garantire il più possibile e capillarmente il fatto che parlare di alimentazione e di nutrizione è importante e fondamentale in tutti i contesti di vita e in tutte le età della popolazione. Ecco allora che la Regione ha appositamente pensato di organizzare un programma per quanto riguarda l'aspetto nutrizionale che va a prendere questa tematica in tutti i suoi aspetti, dall'aspetto della qualità igienico-sanitaria degli alimenti fino ad arrivare a quella che è la promozione della salute con interventi che vengono fatti ad esempio in ambito scolastico, fino ad arrivare anche a quella che è un servizio delle problematiche nel sovrappeso, nella malnutrizione, con gli ambulatori nutrizionali, grazie tutto alla collaborazione dei SIAN, i servizi di igiene e alimenti delle nostre aziende ULSS.
che da sempre sono in prima linea proprio nell'affrontare questa importante tematica. Uno degli aspetti determinanti portati avanti dalla direzione prevenzione riguarda proprio la ristorazione collettiva sociale. La ristorazione collettiva sociale è fondamentale per quello che riguarda non solo gli aspetti igienico-sanitari e la sicurezza degli alimenti che vengono proposti nelle mense, ma anche è determinante per quel ruolo che assume di importanza educativa e nutrizionale. Fin dal 2000 più o meno la direzione si è impegnata nel portare avanti questo aspetto grazie alla collaborazione dei SIAN, producendo anche delle linee di indirizzo regionali per il miglioramento nutrizionale nella mensa scolastica. Come vi dicevo prima, l'aspetto della ristorazione nel contesto scuola diventa fondamentale non solo perché garantisce ai nostri bambini, ai nostri ragazzi di avere dei piatti nutrienti sani, completi e sicuri, ma anche va a garantire quello che è il contrasto alle disuguaglianze in salute, proprio perché noi non lo pensiamo spesso, ma sono pochi bambini che in una giornata riescono ad avere un piatto che sia da un punto di vista nutrizionale completo. Ecco che allora questo favorisce, garantisce a chi non può permetterselo anche di poter garantire di avere almeno nel corso della giornata un piatto che sia da un punto di vista nutrizionale sano ed equilibrato. Le linee di indirizzo sulla nutrizione scolastica vengono poi di volta in volta revisionate costantemente per essere adeguate a quelle che sono le nuove normative sia internazionali che nazionali, come ad esempio il LARN, e vengono migliorate e monitorate costantemente, sempre in collaborazione con i SIAN delle ULSS. Oltre alle linee di indirizzo sulla ristorazione scolastica è stata realizzata una piattaforma denominata Ricettario 2.0 proprio rivolta alle scuole sia statali che paritarie per poter avere un supporto nella costruzione dei menù, con un ricettario molto ricco in cui appunto possono essere trovate varie ricette che seguono perfettamente quelli che sono i criteri dettati dai LARN a seconda poi delle diverse fasce d'età. Tutti questi strumenti come le linee di indirizzo regionali, il portale Ricettario 2.0 possono essere tranquillamente recuperati online sia nel sito regionale che nei siti delle diverse aziende ULSS del Veneto. L'ottica e la logica della regione è quella di inserire tutti questi programmi all'interno di un quadro di reti e di collaborazioni determinanti a livello territoriale proprio per poter portare avanti in modo capillare e in tutto il territorio questa volontà di benessere e di salute per la popolazione. Ad esempio, nell'ambito scolastico si parla appunto, abbiamo detto, di ristorazione collettiva in presenza di tutta una serie poi di altre iniziative che la scuola mette in atto per garantire quello che è proprio il benessere delle persone che la vivono. Ecco allora che una scuola che si impegna a diventare una scuola che promuove salute si impegna non solo a far sì che i propri studenti trovino nel periodo, nella pausa mensa, dei piatti sicuri da un punto di vista igienico-alimentare, nutrienti ed appetibili, ma vanno ad inserire poi anche altre iniziative che aiutano i bambini, i ragazzi, le famiglie a prendere sempre di più consapevolezza di quanto importante sia agire dei comportamenti sani per il proprio benessere, come quello di una corretta alimentazione. Questo lo fanno attraverso ad esempio degli interventi didattici ed educativi che vengono proposti all'interno dei curricoli scolastici da insegnanti opportunamente formati. Oppure inseriscono ad esempio una politica nel nutrivending, quindi nei distributori automatici, mettendo
mettendo accanto alle merendine confezionate, ad esempio, della frutta o dello yogurt, in modo tale da favorire nelle persone la possibilità di poter scegliere quello che è meglio per se stessi. Quindi è importantissimo la collaborazione e la rete che si viene a creare proprio tra il contesto scolastico, il contesto della comunità in cui è inserita quella scuola e il rapporto di collaborazione con l'azienda ULSS per garantire nelle persone il loro benessere. Questi video fanno parte quindi di una formazione che è stata pensata appositamente proprio in linea a quello che dicevo appena adesso, nell'ottica delle collaborazioni tra contesti di una comunità, e quindi è pensata proprio per il personale delle amministrazioni comunali e le commissioni mensa delle scuole, proprio per cercare di approfondire quelle che sono le indicazioni regionali sulla corretta alimentazione, per garantire un'uniformità e una coerenza a livello di tutto il territorio regionale. Questo per fare in modo che tutti i bambini e i ragazzi della regione del Veneto si trovino durante il periodo della mensa scolastica di fronte a dei pasti che seguano le stesse indicazioni provenienti proprio a livello centrale. I video che seguiranno quindi riguardano il ruolo proprio delle commissioni mensa, importante il ruolo che hanno di verifica, di monitoraggio per tutti quegli aspetti che vi ho anche descritto fino ad ora, e poi un secondo video invece riguarderà quella che è la corretta e sana alimentazione che viene garantita dai menù che vengono validati e controllati costantemente dai servizi di igiene e alimenti delle nostre aziende ULSS. Vi auguro quindi una buona visione e un buon lavoro. Grazie.